David al montà di lì e si placciata al deserto di Engadi. Quando Saul al tornare da Ur, dopo di aver fatto corri i filisteus, i contarin, David all'eta al deserto di Engadi. Allora Saul acchiolè 3.000 uomini dai pui fuars di tutto Israele, e al partì a Ciri David e la soint a evade dai cres dai chiavrui. Al capitata i sierais de spioris che sono ad or de strade. Aliere aventi un landri, là che Saul agli entrà per servisi. David e i sei uomini stavano scrufuiati da pit dal landri, e gli uomini di David i diserin: Ve la giornata che il Signore ti dice, o se io chi ti metti il tonemi te stos mans, fasi ciò che ti par. David allieva su e al tagliare di squindon un toc da loro de mantelline di Saul. Dopo si sentì il cura sbalsà per via che aveva chianciato a Saul un toc di or de mantelline. Disse ai sei uomini: il Signore mi guardi di fai al mio paron ciò che ho dicevi su altri, di metti le mans in tor, a lui che l'è consacrato al Signore. David al facetta sei uomini e ne lasciò buttarsi per mis di Saul, che al saltà fuori dall'andri e all'è per sue strade. Allora David allieva su, al saltà fuori dall'andri e iberlà: Re, mio paron. Saul si voltà in Daur e David si pleà fin partiere e si buttà giù in genoglon. Disse al David a Saul: Parcemo vasto Daur di che ti disin, sta attent che David al cer di fatti dal mal? Anche voi, tu has vedut, cui te voi, c'è che il Signore ti aveva mettuto tes mes mans dall'andri, ma non hai voluto copati, ti hai sparagnat e hai dit: non metterai per mai le mans per mis dal mio paron, che le on giù dal Signore. Pai mio, viot, chiale il toc da lor de to manteline, che lo hai io in man. Già qua è arrivata te un toc di or de to manteline e non ti hai copato, ricroditi anche tu, che non hai nessuna tristerie o iniquità di sorde. Io non hai pecchiato contro di te, alla qual che tu smichis di metti dome tra bocchezzi per chiolimi la vite. Cal fasi sentenza il Signore, fra me e te, che il Signore pensi lui a svindicami, ma la mia man non ti toccherà per mai. Da ur dal vecchio sproc, dai tristi e salte fuori la tristerie, e la mia man non ti toccherà per mai. Contri di cui esel mettuto in guerra il re di Israele, da ur a cui corris tu, da ur di un chian crepat, da ur di un biart pulci, cal decide il Signore, cal giudichi lui fra me e te, cal chiali ben la mia questione e che mi udi, e cal fasi giustizia di liberarmi de toman. Finit cal veve David di chiacchierà, Saul dice: E se proprio la tua voce, David, fignò? E Saul si mette a vai e a craccià. Poi dice a David: Tu sei miglior di me, che ti mi hai fatto dal ben e io ti hai fatto dome mal. Ue, tu hai spalesato il tuo buon cur vers di me. Mi di anche il Signore mi aveva mettuto stos mans e tu non ti mi hai scopato. Quando un uomo al chiato il sonne mi, lo lascia là pacifico per sue strade, che il Signore ti rimerti il ben che ti mi hai fatto. Come sai che tu regneras tu e che il ream di Israele te toman non cloparà. Giurimi allora, pal Signore, che non ti coparas la mia discendenza dopo di me e che non ti fasaras sparire il mio nome de me chiase. Davide giurò a Saul che al tornare a so, biel che David e la soint a tornare in tal riparo.